Mio papà era esonerato al servizio militare, quindi poteva rimanere in città. Per questo, a cominciare già dal dicembre 43, cominciò a svolgere attività di ricognizione. Praticamente fu mandato in vari posti, lungo soprattutto i fiumi, il Piave, ma anche l'Adige, dove l'organizzazione TOP costruiva fortificazioni. Fu incaricato di controllare le caserme, i movimenti delle truppe, i maggiori luoghi dove si pensava che potessero arroccarsi i tedeschi in difesa. Le informazioni che mio papà e altri raccoglievano venivano inviate alla missione americana. Ecco, incaricato di fornire le informazioni era Gagliano Boccaletto, tenente. Mi dicevi che subito dopo l'8 settembre aveva approfittato della situazione anche per raccogliere delle armi e nasconderle. Sì, questo nel corso dell'inverno 43, ma soprattutto nel 44, bisognava rifornire di armi coloro i quali salivano in montagna. E i partigiani che rimanevano in città, come mio papà, operarono quelli che venivano chiamati i disarmi, cioè tendevano agguati alle pattuglie della Guardia Nazionale Repubblicana, anche dei tedeschi oppure delle Brigate Nere, e li disarmavano. Le armi recuperate venivano nascoste e mandate in montagna. Vicino a casa via Comenda c'era il distretto militare, che tra l'altro fu anche bombardato, c'erano parecchi macelli, ecco, molto materiale venne recuperato e nascosto. Non solo, ma mio papà con altri ebbe la possibilità di recuperare anche il materiale lanciato dagli alleati. Mio papà mi raccontò che una notte si recò nelle parti di Mignagola per recuperare una parte del materiale assegnato del comando al gruppo Mazziniano? Sì. O Brigata Treviso? No, Brigata Treviso, ma prima era Battaglione Treviso. Il Battaglione Treviso, mio papà entrò a far parte quasi subito del Battaglione Treviso e nel Battaglione Treviso c'era l'8ª compagnia che era formata soprattutto da mazziniani e in genere repubblicani. Quando il Battaglione Treviso si trasformò in brigata, gennaio 45, l'8ª compagnia, che era sempre stata autonoma nell'ambito del battaglione, cambiò nome, si chiamò 32esima compagnia Mazzini. Toto Tessari, che di fatto era il comandante di questa compagnia, volle chiamarla 32esima perché nell'Italia del Nord c'erano altre 31 compagnie che si ispiravano a Mazzini. Quindi tuo padre faceva parte di questo gruppo mazziniano? Gruppo mazziniano, anzi il suo nome, diciamo così, di battaglia era Pippo, che ricordava il nome di Mazzini ai tempi della giovane Italia. Ti ha mai spiegato come avveniva un disarmo? Quanti operavano loro, i partigiani? Allora, a cavallo del coprifuoco. Naturalmente studiavano il percorso delle pattuglie, in genere erano della Guardia Nazionale Repubblicana, ma anche Brigate Nere, e quando era buio le bloccavano. In quanti partigiani operavano? 2 o 3, piccoli gruppi. Classico era puntare la pila con la pistola, dare l'alto là, disarmare e dire per 10 minuti non muovetevi e dopo naturalmente allontanarsi. Naturalmente c'erano dei punti di ritrovo, per esempio, questo è il racconto che ho sentito da più persone, durante un disarmo operato tra gli altri da Giorgio Lazzarini a Porta San Tommaso ci fu uno scambio di colpi, erano 3 tedeschi, i partigiani dopo lo scambio di colpi fuggirono via. Tenendo le armi dei tedeschi o no? Sì, erano in 2 e si ritrovarono, era Porta San Tommaso,
e in caso di pericolo dovevano trovarsi a casa di mio papà, no? Che è abbastanza vicino, e arrivarono tutte e due, l'uno senza sapere dell'altro. Ecco, così era in grosso modo. Anche mio papà operò 3 disarmi tra la fine del 44 e l'inizio del 45. Nel 45 fu impegnato anche in un'azione un po' più pericolosa, perché fece saltare in aria la cabina dove le macchine ferroviarie facevano rifornimento di acqua In in località Sant'Angelo. Fra Zeno e Sant'Angelo, diciamo. La località è Sant'Angelo. Com'è andata quell'episodio? Erano 2 della compagnia 32esimo Mazzini con altri 2 socialisti. Minarono i tralicci e la cabina, diedero l'ordine di scappare ai ferrovieri, però la miccia si spense, quindi furono costretti a ritornare indietro, a riaccendere la miccia e fuggire in bicicletta. Durante la fuga in bicicletta, prima dell'esplosione, mio papà incappò anche in uno dei soldati tedeschi di guardia. Fortunatamente la paura del partigiano era compensata dalla paura del soldato tedesco, il quale si guardò bene dal sparare. Si buttò lungo la riva della scarpata, sì. Del fiume. Ecco, quindi tutto finì bene. Poi, ma andò a segno questo... Andò a segno, sì, certamente. Saltò in aria la cabina, il pozzo dell'acqua e saltò in aria tutto. Che riforniva... Le locomotive, sì. Saltò in aria tutto, fu un successo. Mi ha raccontato che un gruppo di partigiani tentò di far saltare in aria il ponte della Gobba per bloccare il traffico ferroviario, no? Soltanto che fu usato male il plastico, per cui saltarono in aria i binari, che fu ripristinato subito. Fu un fallimento, insomma. Ma partecipò qualcuno anche del battaglione Treviso, questo sabotaggio del ponte della Gobba? Sì, c'era qualcuno, non so chi però, perché non mi ha mai detto i nomi. Bisogna dire questo, non tutti i partigiani si conoscevano, perché soprattutto quelli in città, in pianura, erano divisi in piccoli gruppi, per cui talvolta un gruppo non conosceva i componenti dell'altro gruppo, questo per motivi di sicurezza. Soltanto che nel momento proprio culminante, in cui si stava preparando l'insurrezione, nell'aprile del 45, un gruppo di partigiani della brigata Treviso furono catturati, tra i quali mio papà. Come avvenne questa cattura? La cattura fu una notte, mi sembra il 19 aprile, si presentarono a casa di mio papà alle 2:30 di notte. Alcuni erano camicie nere, però si spacciarono per partigiani. Naturalmente avevano avuto da qualcuno una soffiata e fecero, per accreditarsi come partigiani, il nome di alcuni partigiani che mio papà conosceva molto bene. E quando si accorse del tranello era troppo tardi, si fecero consegnare le armi. Mio papà aveva ben capito ormai, quindi consegnò soltanto una parte, quelle che non poteva, naturalmente quelle nascoste restarono dove erano. Fu catturato con altri, con Galliano Boccaletto, Gianni Zambelli, Piero Galante, Zorzi, tenente Zorzi, Danilo Segato, che poi fu ucciso al ponte Santa Margherita, e gettato sul Sile. Facevano parte tutti del gruppo di tuo papà, questi qui? Sì. Ricordo un giorno ho incontrato un signore che non sono riuscito ad identificare. Ma che presumi sia stato? Credo Zambelli, il quale mio papà è morto giovane, è morto nel 74. No. Neanche 50 anni? No, 49. E lei, anzi, parlava in dialetto, Iuse Fiol del Poro Bruno Rossi. Sì. Amico conosciuto suo papà, gran brava persona, mi ricordo che a notte chi fascisti nega ciapà.
e chi ne ha portato a Pio X. Quante botte. E là dopo ne essere su in una stanza a scuro e al freddo. Gli altri pieni di paura tremaimo e sentimmo Poro Zorzi che sigava intanto che io occupava. Infatti Zorzi morì per le torture subite. Insomma, racconta tu allora la sua permanenza lì in prigione, come la ricordava lui poi? L'ha mai accennato? Sì, qualche volta, ma soprattutto mia nonna. Mia nonna naturalmente il mattino subito è andata dal vescovo per orare la causa di mio papà e ricordo che mia mamma, che allora era fidanzata di mio papà, andò a Pio X per avere notizie. Fu un atto molto coraggioso, una ragazza di 20 anni che va nella tana del lupo, perché insomma sapevano cosa succedeva al Pio X. La città sapeva. Sì, sapeva. Pio X era il luogo, era la sede delle Brigate Nere dove i prigionieri venivano sistematicamente torturati. Cosa vide tua mamma? Cosa chiese? Cosa le dissero? Lei andò là con la scusa di portare generi di conforto, ma non le fecero vedere mio papà. La tennero fuori con qualche battuta pesante. Sì, le botte venivano somministrate praticamente ogni giorno. I giovani così venivano colpiti con pugni e calci o bastonati con un bastone oppure con uno scudiscio che lasciava, dice mio papà, aveva ancora sulla schiena tracce delle cicatrici. Rimase per quanto queste tracce? Sempre. Sì o no? Si vedevano abbastanza. Tu hai i ricordi di averle viste? Sì. Certo, la del mare. Era con lo scudiscio, dici? Lo scudiscio, che abbiano lasciato questi segni? Sì, lo scudiscio, proprio la scudisciata. A torso nudo? A torso nudo. Penso. No, mia nonna ha detto sì, a torso nudo, però dopo metteva la camicia e la camicia era tutta sporca di sangue. Mia nonna ha detto, magari rovina anche la camicia, perché era di seta, diceva mia nonna. Così. Il commento. Non bastavano le botte, anche la camicia. E tuo padre come commentava questa sua permanenza in prigione? Come la rievocava? Come ne parlava? Ma paura tremenda, però lui ha detto che ha sempre resistito e non ha denunciato gli aguzzini, anche se ha detto li ho conosciuti, sapevo che erano. Quando è uscito ha preso contatto con i compagni, era caposquadra, controllavano la zona attorno, diciamo così, al distretto militare. Mio papà si recò una sola volta al Pio X, dove trovò i prigionieri tedeschi. Lui andò armato, aveva lo Sten, mitra corto inglese, e 2 bombe a mano sulla cintura, e entrò e vide questi prigionieri, erano quasi tutti giovani appena arruolati, giovani di 20 anni, a sua età, pieni di paura. Erano quelli che si erano arresi subito e mi disse che restò sgomento, non entrò più. No. Preferì svolgere il suo compito di partigiano, di tutore dell'ordine ormai fuori, non ebbe più a che fare né con i fascisti catturati né con i tedeschi. Perché restò sgomento, secondo te? Fu colpito da questi erano ragazzi diceva. Diceva lui che era un ragazzo, che aveva 20 anni, che erano dei ragazzini. E invece per quanto riguarda i capi, soprattutto i capi fascisti, ma anche gli ufficiali tedeschi, ha avuto parole di condanna e di disprezzo. Chi erano questi capi fascisti allora in particolare? Non mi ha mai fatto i nomi, perché proprio ho detto no, voglio anche più severgene. Qualche volta fuori dice ma bisogneria carissimo the wars, coparli tutti, no? Questa è una frase tipica di tanti ex partigiani. Certo. Però sì, questa battuta non ha mai, anche là ha voluto un po' dimenticare, però spesso ha parlato della durezza, della ferocia anche
però sempre da un punto di vista generale, cioè i fascisti erano delle belve da combattere, i nazisti, non c'è distinzione tra nazismo e fascismo, è sempre... Ma in linea di massima parlava poco di questa sua esperienza di partigiano allora? Sì, solo in generale, non ha mai parlato di sé, delle sue azioni, perché io ho riassunto qualcosa, però ha fatto anche di più. Per esempio durante le perlustrazioni ha avuto degli inconvenienti, delle situazioni pericolose, no, però non ha mai, ho detto, non ha mai fatto, Si è mai vantato? non si è mai vantato di quello che ha fatto, eppure difatti quello che so ho sentito da altri, dagli amici, da Giorgio Lazzarini per esempio. Perché qui al Comitato di Liberazione di Treviso, proposta di valore partigiano, medaglia d'oro al valore partigiano, anche tuo padre era tra questi? Sì. Sì, ma io ho saputo di questa proposta frequentando l'Istresco qualche anno fa. Lui non ne aveva mai parlato? Mai detto niente, non si è neanche mai occupato. Mio papà è morto nel 74, ho visto alcuni compagni di lotta che sono venuti al funerale, li ho conosciuti in quell'occasione e dopo ho sentito di qualcuno che rievocava e mi ricordo che a volte, della proposta di medaglia al valore ho saputo leggendo Questo... il diario storico. Poi la smobilitazione com'è stata? La smobilitazione, mio papà ha consegnato le armi con cui girava, no, e ha segnalato dove erano nascosti le casse di munizioni, alcune casse di munizioni che erano sotto le macerie del distretto, e quello me l'ha detto. E poi ha preso qualcosa come smobilitazione? Sì, come premio di smobilitazione ha preso mi pare 5.000 lire e forse qualcosa di più, perché ho dimenticato di dire, quando i fascisti, le Brigate Nere, sono venuti ad arrestarlo, hanno razziato anche il piccolo gruzzolo di mia nonna, 4.000 lire. E mia nonna, ecco, quello dicevo, hanno portato via anche quello. E allora forse hanno rimborsato, ma credo, e il premio di smobilitazione è servito a mio papà con quello di altri partigiani, per esempio Garelli, Franco Garelli, o anche Dall'Armi e Toto Tessari, per rifondare il giornale repubblicano mazziniano La Riscossa. Difatti nel 1945 uscirono alcuni numeri, mi sembra 4 o 5 numeri della Riscossa.